È una corsa contro il tempo, recuperare il legname schiantato dalla tempesta Vaia per limitare i danni che il bostrico sta causando al patrimonio boschivo del comune di Seren del Grappa, nell'area da poco riconosciuta riserva della biosfera MAB UNESCO. Seren del Grappa è uno dei comuni maggiormente colpiti da Vaia sul fronte dei danni alle foreste in media e alta montagna. Appena dopo Vaia c'era già la paura e il timore, che ci fosse poi anche il problema del bostrico. Questo non perché il legname in realtà viene lasciato lì abbandonato, anzi da ormai 3 anni lo stiamo recuperando con varie imprese, ne abbiamo già recuperati oltre 10.000 metri cubi, ma probabilmente siamo a circa 2/3 dell'opera. Le aree maggiormente colpite dagli schianti sono quelle della Conca delle Bocchette, l'area di Vallonera e la zona di Valpore. Gli interventi di recupero del legname rischiano comunque di non garantire una rinascita sana del patrimonio boschivo colpito dal parassita che sta intaccando anche le piante superstiti. Il modo migliore per riuscire, come dire, ad arginare questo è correre il più veloce possibile nel recuperare il legname schiantato e anche insieme ai servizi, alle squadre dei servizi forestali di Veneto Agricoltura, fare degli interventi, diciamo, di abbattimento dove il fenomeno del bostrico sta incominciando a far vedere i propri effetti. I danni per i mancati introiti causati da Vaia e dal bostrico si aggirano attorno ai 500.000 euro, oltre a circa 200.000 euro lungo la rete viaria danneggiata dai mezzi utilizzati per la rimozione delle piante. Una perdita per il comune che impatta sia in termini ambientali che economici. Quest'anno purtroppo dopo molto tempo abbiamo dovuto prevedere un aumento dell'imposizione fiscale, per cui di fatto non è facilmente in realtà risolvibile, soprattutto per i comuni come il mio dove non ci sono risorse straordinarie di entrata.